Bella ragazzi, tutto il comandone veneziano. Siamo a Terni per Ternana, Venezia, partita importantissima per il campionato. Dobbiamo dare continuità. Vai Fiori. Al posto di Bruscagini squalificato abbiamo messo... oddio. Panico. Che cazzo abbiamo messo? Zampano e scusate, Bentivoglio al posto di Signori, che nelle ultime partite mi ha convinto un po' meno. Vai Fiori. Scendono in campo oggi con due attaccanti e 4 centrocampisti schierati abbastanza. Si va a Terni, offensiva del 4-4-2. che vuole assolutamente vincere la parità alla nostra portata. Le due punte troppo isolate là davanti. Occhio al suo movimento. Merda. No. Prova a far partire il tiro. E ancora Udero ragazzi, ormai è l'eroe. Pallone che finisce in angolo. Occhio al pallone in mezzo. Qua ci siamo mangiati La qua. lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Occhio raga che la Ternana attacca. Buono il dai e vai. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Bravi, vai Murgia. Murgione se ne va. Murgione se ne va, il senza ruolo se ne va. Murgia. Murgia! E c'è il gol di Clemenza. Siamo tutti alla clemenza della corte. Mamma mia, Luca Clemenza, signori. Lucone Clemenza e si gode, e si gode. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Defendi. No. E sarà calcio di rigore. Al debutto Zampano viene ammonito e fa rigore. Ma c'è Udero, Beppe. Vai Udero, paramene un'altra. Paramene un altro. Mamma mia di poco. 1-1, troppi rigori però. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. E il pallone se ne va. Buono, vai Murgia. Bravo, bravissimi. Vai Cutro. E Cutro scatta. Ma non la prende. Ottimo il dai vai. Beh ragazzuoli. Defendi. Ah, che rigore stupido che ho preso. Bravo Clemenza, mamma che giocatore del Cle. Il tocco dentro. Vai Clemenzino. E Clemenzino se ne va, e Clemenzino se ne va. Mamma il Cle per Murgia. Vai Murgione. Sfruttiamo il contropiedone. Cutrone e vaffancuore! Si sveglia mister 3 milioni. È davvero un grande vantaggio tattico e psicologico. Devono mantenere alta la concentrazione, è l'unico Very modo good. secondo me per portare fino in fondo questo risultato. Bravo Cutro, Murgia sta giocando bene però, eh. Catarrotta. Ottima la lettura del difensore che ha capito. Finisce il primo tempo. Ferretti, siamo in sofferenza adesso, eh. Punta la porta. Molto bene, molto bene. Defendi. Punta l'area. Adesso la sofferenza è massima. C'è la massimale. Ma manca ancora troppo, attenzione, Ternana gol. C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito 2-2. di battaglia nel gol che vale il pareggio, loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata. Bella partita ma sto subendo troppi gol, non va bene. E quello a casa si stia divertendo oggi. Bisogna vincere con la Ternana, cominciare a muovere la classifica in maniera importante, Fiori, perché sennò è dura. Dai false. False per Cutro, bisogna riprenderla, vai Cutro che è un po' stanco. Cutro, no, fermalo! Non ci credo, gol del Cutro. Mamma mia che papera della difesa. E questa Piera è un'analisi tattica perfetta, condivido. Mamma mia, siamo a campione, qua proprio la difesa della Ternana non c'è e mister Trem come autogol. No, Cutrone, che cazzo. Adesso teniamo duro, Fiori. Difensiva.
Teniamo duro. Ci sono metri a disposizione. Merda, merdissima. Bravo Zampa. Guardate che signori. Vai Zigo. Zigo Tiella. Zigo, lentissimo Zigo. Un'altra buona giocata. Giocatore molto tecnico, ma qui Zigo. sbaglia. Zigo non è entrato benissimo, il gatto pardo. Ancora nella rimonta, vedremo se riusciranno a contagiare anche i giocatori. Speravo di darla a qualcuno dei nostri. Spazzano via il pallone. Ok. Vai Marsura, contropiedone, la Ternana è tutta lì davanti, la Ternana. Marsu e Zigoni, non fa niente, ma quando entra segna sempre. Il rasoterra che Grande Zigo, 4-2. non ci arriva. Facile rete, ma con sempre una bella rete, grande conclusione ravvicinata. Risultato adesso sul 4-2. Si giocherà ancora per 2 minuti. Si avvicina all'area. Palla vagante. Bentivoglio. Bravo Benti. La Ternana si è risunita ormai. Ecco, la Ternana non si poteva non vincere, cazzo, dai, dobbiamo tentare di andare ai playoff almeno quest'anno. Bello. Prova la botta. Zigoni, fuori. Per una questione di centimetri. Ma va bene così. Buona vittoria. Ragazzi, piove al Pierluigi Penzo. Venezia Novara. Un saluto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava. Ciao a tutti. Bisogna portare a casa la vittoria anche qua, Emozioni incredibili, speriamo sia così anche stavolta. Bisogna cominciare a far punti anche in casa. Della squadra padrona di casa. I tifosi sperano che la loro Il campo è un squadra po' pesante. possa Vai Cutro. lottare per la promozione. Subito Cutro. Per il momento possono ritenersi Subito Cutro, però non deve crossare la Cutro. Bentivoglio sta cambiando il centrocampo, il 20. 4-5-1 votato all'attacco per loro, con i 2 centrocampisti esterni che possono dare una mano agli attaccanti. L'intenzione dell'allenatore credo Dai, sia ragazzi. proprio questa, Piera, almeno in fase d'attacco, per far salire i 2 esterni. Molto bene. Interrompono bene l'azione. Bentivoglio. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Occhio, cerca l'area di rigore. No, che errore. Il difensore nel recupero. C'è il movimento dei compagni. Occhio. Attenzione, occhio. Mamma mia. Palo del Novara c'è andata di culo proprio. Vai Brusca, questo è un segno. Questo è il Si segno. disputa sotto la pioggia e questo può in qualche Cutro, modo bravo. condizionare le scelte False. degli allenatori. Terreno bagnato potrebbe creare dei problemi. Bravo, false, Clemenza. Le giuste contromisure. Poi Clemenza sbaglia. Casarini. C'è spazio per andare. Buono. Riconquista palla intercettando la Come allenamenti stiamo sviluppando per il momento Cutrone, Clemenza, Stiolak e Audero, anche se non è nostro, però noi cercheremo di prenderlo. Vai Cle. Vai Cle. Palla messa dentro. La rimette in mezzo. Vai! Testa, No, senza che problemi. tiro da cioccolataio. Sciaudone. Sansone. L'arbitro concede 2 minuti di recupero. Bravi, roba Ci sono nostra metri a ancora. disposizione. Vai False. False per Cutrone che la prende bene. Occhio alla botta. Ma non ci credo, traversa di Cutrone da una posizione impossibile. E si chiude Che cambia, esce Clemenza, entra Fuori al comune. Geco Signori e Clemenza. era stato ammonito e forse c'entra Stulak. questo nella scelta di toglierlo dal campo. Sembrava Tutti i cambi effettuati, adesso accentiamo il miracolo. Offensivi, rischiamola. Fuori gioco, fuori gioco. Partita collosa, però le occasioni ci sono state da ambo le parti. 2 pali. Non avrebbe comunque potuto fare molto da lì. Roba nostra, roba nostra. In out, concedendo la touche, la rimessa La laterale. touche. Signori. Occhio perché ci sarà un cambio. Cutro. Cutro. Non ci voglio credere.
Bentivoglio, fallo. Ingenuità qui, Questo da sfruttare, concedono una ragazzi. punizione pericolosa. Garofalo. Vai Garofalino. Occhio al tiro. Garofalo la messa! Garofalo la messa su punizione! 1-0 78esimo. Garofalo! Ci hanno creduto e sono Come su Football Manager. bellissima azione. Questa non è una punizione, è una pendolata Esplode il bellissima. Sant'Elena. È riuscita a battere il portiere con una punizione d'antologia. È una conclusione perfetta che non ha dato davvero scampo al portiere. Mancano Equilibrata, 10 minuti alla esplode fine, il Sant'Elena, che gol. ragazzi. Interrompono bene l'azione. Grande atmosfera adesso sugli spalti, momento chiave della gara. Momento per modificare le sorti. Cutro la ruba alla fine. Dai che ci svegliamo sempre alla fine. Gol adesso. Cutro, Decisivo, Bentivoglio, niente. Manca ormai poco alla fine. Teniamo duro, Beppe, teniamo duro. Sansone. Si avvicina all'area. No, no Mantovani, no, 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 no. Bravo. E Audero perde tempo. Questo è quello che vuole da Audero. Mamma che fenomeno Audero. Mamma che fenomeno. E Garofalino me lo fa. Bentivoglio. No, qual cazzo faccio? Cagata mia. Casarini. Guadagna metri verso l'area. Occhio Orlandi. La mette in mezzo con No, gol. punteggio che torna dunque in parità. Incredibile. Gol e magari non Dormita generale di tutti. Penso che l'appetito vien mangiando, Pier, dopo aver sofferto a lungo. Peccato perché l'avevo cioè avevo la maledizione del penso, fioi. Casarini. Però so perché non me lo scrive penso. C'è spazio davanti a sé. Dai fioi, dai, la mano alla palla ormai veramente il campo è pieno di casini. Fallaccio. Ma ricordo il vantaggio. Marsura. Prova a far partire Non il ci tiro. credo. Grande intervento del portiere. Non ci credo. Manca poco, Ammonito. momento chiave. Cosa stiamo Occhio al buttando gol. via però. Siamo ancora un po' inesperti Non ha dubbi purtroppo. l'arbitro, c'è la munizione. Sanzione giusta? Questo è il mio punto di vista. Fallo era veramente brutto. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Ormai è finita. All'ultimo respiro, vai Garofalino. Autore di un gol strepitoso. E Garofalo vuole fare anche l'assist, forse. Niente. La difesa spazza via il pallone. Sansone. Buttata via una vittoria. 2 punti, siamo vinti in casa, non vinciamo, siamo a Pescara. Per non annoiarci oggi, sei d'accordo E Stefano? a Pescara bisogna vincere, noi vinciamo in trasferta, cacchio. Vinciamo solo in trasferta. L'atmosfera sugli spalti direi proprio di sì. Ora aspetta i 22 in campo. Adesso bisogna capire Gecko perché non segna. Dopo la fine di questa partita chiaramente ci becchiamo la classifica. Scendono in campo col 4-3-3 con due attaccanti schierati in posizione più defilata rispetto al Peccato centravanti. perché Garofalino aveva fatto un Importante, gol. Dio pesante santo. questo. Potrebbe risultare decisivo alla fine nell'economia del match. Occhio. A metri per crossare. La mette in metri. Brugman. Crossa verso Occhio. il punteggio. Gol del Pescara 1-0. Tifosi impazziti dopo il gol, comprensibile. Stiamo giocando malissimo. Gioia. All'Adriatico, molto male. Pure con questo gol 1-0. Cutro. Guadagna metri verso l'area. Cutro. Prova a calciare. Mamma Fuori mia. di poco. È riuscito lo stesso. Durissimo, però. Vai Falze. Ci sono metri a disposizione. Cutro Falze, benissimo. Entriamo in area. E c'è. Dzeko! Cos'è? E l'arbitro. Ma dai, ma. Calcio di rigore. Ma vaffanculo, L'arbitro era già fischia gol. il dischetto e mi sembra abbastanza Adesso incredibile speriamo che bene. abbia preso provvedimenti disciplinari. Anche secondo me questo era un Ti prego, intervento Cutrone. da finire severamente. Eccola là. Lo sapevo. Tocca. Lo sapevo. Pallone ancora in gioco. Dio Cristo, dai, proprio che schifo. Che schifo, era gol. Cutro però si mangia a rigore. Clemenza per zittire tutti! Sosti di Cutrone, vaffancuore. Il gol che vale il pareggio, loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Penso che anche il pubblico sulle tribune. Luca Clemenza, quello 1-1, stia silenzio. divertendo oggi. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Meno male, bella, però Cutrone ha fatto l'assist, è un po' riscattato, ma non me lo doveva sbagliare a rigore però. Vai Brusca, vai Brusca, vai Brusca. Spazio per andare. Ma perché non mi scatta? Ma dai! Molto pericolosa.
Bravo, mamma mia, Clemenza è devastante. Cutrone. Murgia e le scoperte del Cume. Già sul futuro manager. In mezzo. Ricordo anche Cutrone l'anno scorso preso. Quando non era nessuno. A parte insomma nelle giorni dove ha fatto 30.000 gol, ma vabbè. Ancora parità quando mancano 300 secondi alla fine. Bello, bello. No. Impeccabile lettura difensiva. Certo che se la pareggiamo anche Altro questa, la pareggita, veramente. Guarda che culo, ora rimpalo, non che credo. Ma guarda che culosi di Maracapone, altro giocatore del Come l'anno scorso. Grande chiusura difensiva. Su FM, vai signori. Bentivoglio, bravo Benti. Stulak. Stulak. Cutrone Stulak. Dai Leo. Tira. Clemenza, madonna mia, Clemenza, me la sta regalando alla fine. Una vera e propria doccia gelata per gli avversari. Bravo Stulak, che freddo. Negli spogliatoi come se accettassero Difesa oltranza. con grado il pari. Clemenza. Spezzato l'equilibrio, portato Come Maradona. pieno recupero. Si fa durissima ora per la squadra avversaria. Ti prego, fischia. Per abbozzare una minima reazione. E siamo una squadra trasferta, pazzesco. Ci vediamo per la classifica. Novità. Allora intanto, attenzione, il giocatore del mese. Clemenza penso, spero. Vediamo un attimo. Sì, ma non mi dice chi è però. Ah no, Cutrone. Ah, perché c'ho chiaramente Cutrone, però io l'avrei detto a Clemenza. Ultima ora, club, mercato, internazionale. Vabbè, ciao. Vediamo la classifica, abbiamo rimontato bene. Siamo al sesto posto con 12 punti. Il Bari si è fermato. Benissimo, benissimo, benissimo. Crescita dei giocatori. Facciamo allenamento. Allora, Patrick. Ok. Poi mettiamo. Qua possiamo mettere. Cioè più giovane, ma io farei subito. Vabbè, Murgia, anche se non è nostro, però non si sa mai, ma li vuole rimanere. Clemenza. Poi mettiamo. Qua c'è poco da fare, che abbiamo grande, tutti vecchio. Vabbè, Pinato che può crescere, magari chissà c'è la crescita di Pinato. E come ultimo ci cazziamo Marsura, dai. Ok, simula tutto. Vediamo com'è andata. Ok, non male, non male. Va bene, va bene, va bene. Raga, un saluto al comandante veneziano, siamo messi bene. Non rompere il cacchio. Zigoni non rompere le balle. Raga, un saluto al comandante veneziano, sto a Venezia. Cioè, ciao!